Beh, insomma ragazzi, sapevo cosa che mi è successo stamattina. Sentiamo se becchiamo in treno. No, perché ai treni aspetta per votare il presidente Ostrica. Oi Luchino, grande elettore, sito per strada. Sì, mi sono in stazione. Antes si sa a Bologna, con Italo. No, mi sono. Hai gatto capire? Con Italo, cosa sua parola Italo che deve essere il treno. Ma se anche un nome di persona, cosa maschile. Italo. E te capire. Ascoltami gatto, panini o ti compri qualcosa in giro? No, che siete voi con un panini e un billy a pera in più. Go anche i togo, se dividiamo. Fatta. E ora sta attento, se catemo l'APA manca un quarto e tre, se catemo in atrio davanti alle macchinette, che te firmi il biglietto per regalo di Sergione. Che go crompa un bob. Sì, e ciò se da scendere dal colle, come fai o se no, poveretto? Sta attento, dimmi invece chi che votiamo. Non ho visto neanche un manifesto elettorale in giro, come facciamo a sapere che... non immette manifesti elettorali per Presidente della Repubblica? No. Sento che caro, mi ho sempre odiato i manifesti elettorali. Come faccio a fidarmi di uno che non conosco? Da una foto. Dove siamo? Su Tinder? No, non sei. E poi non funziona sul sistema, no? Che c'è massa gente che vota, hai detto che siamo più di 1000 persone, ostrica. No, non funziona così, è esagerato. Se fossimo al governo noi di molto buio, facciamo chiaro, taglierissimo i costi della politica. Che avemo una camera, anche massa, via una camera. Mettiamo un bagnetto piuttosto. Anche perché le cagate che ne faremo tante. Sta attento. Pa che ora se accavemo secondo te? Come possiamo mettere anche a 15 giorni? Con un panì, un succo a pera e i togo, come facciamo? No. E ora guarda che abbiamo fatto ben togliere il bob a Sergione, sì? Sì, perché si elegge il presidente del primo colpo. Mi sa che navega. Vabbè. Ciao Luchino, ci vediamo là. Ho partito per Roma con grande entusiasmo e grande fiducia, perché la vita di un politico è un po' come un viaggio in treno. Cerchi di salire sul treno, stando attento a non oltrepassare la linea gialla. E quando che sali non sai mai che classe che ti capita, a seconda del biglietto che... Non si riesce tanto bene a metafora tra il politico e il treno. E ora vi conto una barzelletta, ascoltami. Sai chi che è l'animale che fa team building ai capotreno? Loco, perché locomotiva. Hai capito? Locomotiva. Buon viaggio!